diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Francesco e grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali e siamo a servizio dei cittadini. Anticipiamo a tutti gli ascoltatori un augurio di buona Santa Pasqua a tutti, in maniera che il mondo e la vita cambi nel migliore dei modi. Quindi noi siamo presenti a None, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16. Chi vuole mettersi in contatto con noi, poi spiegherò per quale motivazione o per quali tipi di necessità, deve chiamare il 328 07 15 232 o mandare tramite mail rapportisociali@libero.it. Se vuole avere più precise le cose, le risposte, le idee, può chiamare la radio, appunto questi signori sono disponibili, al 02 92 94 72 e 22, oppure inviare messaggi al 340 67 09 659, chiedere e dire di cosa ha bisogno, perché noi come associazione di volontari, nessuno è pagato, facciamo tutto volontariamente, trattiamo argomenti di genere patronato per le pensioni, la reversibilità, i riconteggi, il sociale per quanto riguarda le emergenze abitative, la bonus vari, i legali, civili, penali, sociali, informazioni per vertenze anche penali e civili, condominiali, problemi riguardanti le vertenze, le registrazioni, i passaggi di proprietà, eccetera, poi CAF e patronati. Con noi sono in collaborazione associazioni come per esempio per quanto riguarda le automobili, abbiamo Automobile Club Canavese con il loro direttore responsabile che parlerà con noi direttamente tra poco, Registro Padano Veicoli Storici, Muturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, e poi abbiamo disabili, associazioni di disabili con appunto Gianni Ferigo che ci spiegherà come stanno andando le cose, come sono andate sabato e domenica e come sarà la prossima settimana. E poi abbiamo proprio il problema già pronto per quanto riguarda CAF e patronato per le dichiarazioni dei redditi, dove avrete anche a disposizione dare il 2 per 1000, 5 per 1000, insomma aiutare. Quindi 328 0715 232 e noi vi daremo tutte le informazioni e le risposte. Oggi con noi, come sempre, abbiamo in diretta, collegamento diretto, addirittura Claudio Lippodio, che lui, essendo presidente dell'Automobile Club Padania, può dare le risposte su tutto per quanto riguarda le macchine in tutti i sensi. L'architetto Arturo Calligaro, che oltre ad essere un professionista è anche un politico per quanto riguarda la nostra organizzazione, perché la politica è interessantissima in tutti i livelli di politica, non abbiate paura, dite tutte come la pensate, eccetera. E poi abbiamo l'ingegner Diego Cudia, che sì, è un fratello nostro, ma lui tratta con l'estero, cioè con l'Europa, quindi quello che succede in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania. È lui che lo gestisce, può dire, eccetera. Ecco perché abbiamo questa trasmissione, Radio Libertà, che dà l'opportunità a noi di essere chiari, di essere precisi in tutto. Cioè quello che succede in Italia bisogna vedere perché e come succede magari all'estero. E chi meglio di queste persone che vi ho elencate può darvi delle risposte.
io rubo sempre del tempo per cercare di spiegare nella mia ignoranza, 88 anni, quello che riesco a essere chiaro. Quindi adesso iniziamo la trasmissione. Ringrazio di nuovo il nostro Francesco che oggi destisce e quindi sa che mi deve tenere in collegamento fino alla fine. Allora, penso che ci sia già qualcuno in collegamento, Francesco. Abbiamo il Gianni Ferigo oppure abbiamo il nostro automobilismo? Chi abbiamo direttamente? Luigi, ci sono. Pronto? Pronto Luigi, Ci sono Ferigo e Lipodio, Luigi. Ah, tutto, vabbè, Lipodio soprattutto, ecco, scusami Ferigo un secondo. Claudio, scusa, ma ti davo già per scontato. Tu sai che devi gestire il tutto e sai già anche come intervenire. Intanto dimmi come stai adesso e poi diamo la parola a Gianni. Vai Claudio, un bacione. Come tutti i buoni meccanici, no? Che devono prendere tanti pezzi e poi costruiscono la propria autovettura in kit montaggio, io in questi mesi sto rimettendo in setup il mio cervello, ma realmente per la botta che ho preso 2 mesi fa, e mi sto rimettendo in piedi pian pianino. No, fisicamente sto abbastanza bene, soltanto che ogni tanto mi perdo qualche pezzo, ma imparo e la volta dopo non succede più. Diciamo che sto imparando di nuovo a utilizzare me stesso con calma e pazienza, ma mi è andata molto bene. Sono stato molto fortunato. Sì, quindi possiamo dare allora, ascolta tutto perché poi c'è i tuoi 2 colleghi che quelli devi trattare, sia l'ingegnere Sì, che sì, l'architetto, a livello assolutamente. sia tecnico che politico. Adesso facciamo parlare i nostri 2 primi tra appunto, come dicevo, il nostro disabili, perché è importantissimo Gianni Ferigo e oltretutto fa parte come te con le tue macchine, ce ne porta anche parecchie. E poi abbiamo appunto De Maria Ubaldo che ha anche altre novità ultimamente con l'ultimo anche collegamento che c'è stato per quanto riguarda il raduno automobilistico. Quindi cosa dici? Diamo la parola a Gianni, va bene? Ok, Luigi, Vai. mi senti? Luigi? Sì, Gianni, vai pure, grazie, un bacione, benvenuto Gianni, vai. Grazie, allora prima mi dimentico, volevo fare gli auguri a tutti quanti di buona Pasqua alla radio, chi ci dà una mano e tutte le persone che ci aiutano per fare andare avanti l'associazione. Quindi spero che insomma più gente ascolta, meglio è. Allora, volevo solo dire che in pratica Luigi ha detto, ma sabato e domenica abbiamo fatto a Torino i regionali di bocce. Diciamo che c'erano 120 ragazzi che hanno partecipato da tutto il Piemonte. Quindi è andata molto molto bene. Noi come associazione avevamo 3 coppie e abbiamo fatto un secondo, un terzo e un quarto, cioè quindi tutte le 3 diciamo coppie sono riuscite a entrare dentro diciamo nel podio, ecco. Quindi non siamo riusciti a arrivare primi perché c'erano anche quelli più forti, cioè quindi nello sport ci sono anche quelli che in pratica si danno anche molto molto da fare, però noi come associazione ci teniamo moltissimo perché i ragazzi non è la vittoria, ma è diciamo stare insieme. Diciamo abbiamo passato 2 giornate molto molto belle, quindi insieme a tutti questi ragazzi, i volontari e tanti genitori. Quindi io sono molto contento di aver partecipato e di esserci diciamo, qualificati in questa maniera. Luigi, io sai che volevo anche, adesso in questo momento siamo fermi per diciamo, le feste di Pasqua, quindi fino a un'altra settimana non c'è diciamo, niente in programma. Volevo anche dire che chi diciamo, sai che io ho scritto quel libro che, Esatto. di Maurizio, di mio figlio, che in pratica è mancato da 1 anno, e in pratica questo libro è una cosa molto molto, tutti mi dicono Gianni, molto toccante e impariamo e vediamo molte cose leggendolo. Chi ha dei problemi in famiglia diciamo vede cosa
cosa c'è da fare e come fare. Quindi lo potete trovare in pratica su Amazon, basta solo scrivere Maurizio, quindi viene già fuori, storia di un padre e della sua famiglia. Quindi chi anche volesse in queste feste avere una spiegazione, può acquistarlo su Amazon. Se magari qualcuno volesse anche telefonarmi, quindi sapete che io sono sempre a disposizione di tutte le persone. Il mio numero è 333 80 41 613. Grazie Luigi, e cosa ti devo dire? Buona Pasqua, e grazie a questa radio che ci dà l'opportunità di tutte le settimane di parlare della nostra associazione. Sì, ma questa è una radio, te l'ho detto, è chiara. No, ma guarda che forse tu non è che non lo sai, non lo volevi dire, ma sabato prossimo e domenica c'hai gare di nuoto e di atletica, quindi sono molto importanti. Non è che adesso vi riposate, state lavorando e preparate. Quindi sono fermo questa settimana. Hai capito? Questa settimana perché c'è chi è andato magari a trovare i parenti, i genitori, e allora in pratica siamo fermati un attimino. Però riprendiamo di nuovo da sabato, che sabato c'è, addirittura vanno giù a giocare a calcio a Novara, e in due parti, Novara e Biella. Quindi non è che siamo fermi, solo che, come ti dicevo, questa settimana è stata un po' di relax, ecco, quindi per i ragazzi stare tranquilli. Sì, no, ma io te l'ho data per farti capire che c'ho il tabellino, quindi stai tranquillo che va tutto bene, questa è una radio che ce lo consente. Comunque grazie Gianni, ti auguro anch'io buona Pasqua a tutta la tua famiglia, poi ci sentiamo, Gianni? Sì, ti ringrazio Luigi, e saluto a tutti quanti gli ascoltatori e fargli gli auguri di una buona, grandissima Pasqua per tutti quanti. Grazie Luigi. Grazie a te, grazie alla radio. Penso che adesso, Francesco, ci sia in collegamento anche Ubaldo. Cosa dici? Così Claudio lo sente e possono anche farsi delle domande. È già in linea De Maria? Ubaldo sta arrivando, nel frattempo c'è Caligaro già collegato. Arturo, tanto grazie, lui deve sentire tutti perché poi deve dare una risposta, come la darà anche già Gianni, che ha parlato perché anche Arturo fa parte della famiglia, riguardo all'associazione dei disabili, che ne abbiamo anche altri, personaggi che hanno dei problemi, che cappano nella nostra associazione. No, Ubaldo perché ci deve spiegare alcune cose importanti e anche interessanti, utili, così in modo che i nostri professionisti come Claudio, come l'ingegnere, come l'architetto potranno dare risposte e prendere atto di ciò che sta succedendo. Comunque Arturo, benvenuto, e guarda che Claudio ti sta sentendo. Ciao Arturo. Ciao Luigi, buona giornata, un saluto a voi tutti e sempre un ringraziamento alla radio. Sì, oggi appunto siamo presenti alla vigilia di Pasqua, soprattutto per fare gli auguri a tutti quanti, a voi e agli ascoltatori, ma anche perché le novità che poi tu illustrerai e ci darai il là per poterne discutere sono quelle degli ultimi giorni, no? Il tema più importante è che nell'uovo di Pasqua abbiamo trovato fortunatamente ancora la proroga alla riduzione delle accise sul gasolio per noi automobilisti, quindi per noi Pasqua magari la passiamo meglio di come era previsto, però questa situazione è quello che discutiamo e affrontiamo sempre, è una questione palliativa. Mi rende spesso i semidistrutto, ma... E quindi poi l'approfondiremo. Quindi Luigi, se c'è Ubaldo in linea, mi pare che ci sia Ubaldo. Sì, credo. Ubaldo ci ora sei? Come ora è occupato il segnale, non riesco a chiamarlo. Allora niente, passa direttamente a Claudio che avrà sentito e all'ingegner Cudia. Chiamo immediatamente Cudia.
Sì, se c'è, se no io, come diceva Claudio, ti dico quello che voleva dire appunto Arturo per quanto riguarda il discorso da fare, voi che siete pratici. Cos'è sta storia che per la patente arriva la mazzata? Cioè a una certa età è vietato rinnovarla e ti tocca ogni anno, e mi riferisco così terra a terra dopo i 65 anni. Cioè qui ragazzi, chi meglio di voi può spiegare? Io poi vi leggo quello che c'è scritto, perché non vi invento niente, è tutto sottoscritto, tutto chiaro, state tranquilli che quello che diciamo nessuno lo può contraddire. Quindi cosa ne dite voi? Tu Claudio, secondo te anche questa storia qui che ogni anno dopo i 65 devi rifare tutti gli esami, cos'è questa storia? Guarda, io la vedo sempre dal lato del amico privato, amico del politico che ha trovato il modo di far soldi in un altro modo. Penso alle autoscuole che avranno il loro contentino, penso al governo di turno, quindi agli stati, alle province, alle regioni, non si sa, non mi ricordo io perlomeno, che avranno l'obolo da pagare per gli esami, quindi i famosi 150-250 euro per poter fare l'esame della patente, che sia di teoria o di pratica. E ci saranno tutti questi oboli, queste ruberie che verranno date alle persone. Io per quello che probabilmente avevo avuto il mio problema questi 2 mesi, quindi è tutto un po' in ritardo, oltre me stesso, ma probabilmente la mia patente cambierà nazione, come la residenza l'ha già cambiata da anni, e tante cose cambieranno perché ho tentato di lottare per tanti anni, lo sapete. Ho creato l'Automobile Padania qualche decennio fa, sono ormai 30 anni, perché volevo che la gente si svegliasse. Purtroppo oggi tanti sono arrabbiati perché c'è il gasolio a 2,15 euro. Hanno detto che farà una proroga di 25 centesimi, 15 o 25 centesimi, non mi ricordo adesso perché non seguo più neanche i telegiornali, io non li leggo, mi fa innervosire. Poi l'argomento del periodo sono i ragazzini di 12 anni che vogliono diventare bombaroli, quindi ogni giorno ne trovano uno adesso, sti imbecilli. Quelli che fanno le notizie, perché la polizia fa il suo mestiere, questi qua che i pennivendoli qua sono bisognerebbe prenderli a sberle finché diventano dispari, 2 a 2 finché diventano dispari in alcuni casi. Sono molto critico su queste cose. L'informazione vera non la fanno più, quindi fanno informazione pilotata ed è sempre la stessa, è lo schifo. Che sia Rai, che sia Canale 5, che sia la 7, così hanno lo stesso, gli arriva la stessa mail, gli arriva lo stesso fax, e quindi tutti leggono la stessa notizia. Per quanto riguarda i prezzi, l'altro problema, Claudio, come dicevi tu, adesso mi hai fatto venire in mente qui, è chiaro, cioè la normativa dice che il conducente deve pagarsi lui la spesa, il costo della visita medica. Addirittura dice che deve rivolgersi ai medici autorizzati e pagare il rilascio della certificazione di idoneità, perché tale processo, seppur necessario per garantire la sicurezza stradale, può risultare complesso e gravoso per gli automobilisti più anziani. Cioè io va bene un conto, ma voi che non siete anziani, siete ancora in gamba, ragazzi. Io non vi invidio di sicuro. Io non so se, adesso esagero, c'è in collegamento anche Diego, perché? Perché voglio capire all'estero se tutte queste stronzate che stiamo facendo noi in Italia sono uguali o sono peggiori o stanno facendo qualcos'altro. Per caso, Diego, ci stai sentendo o sto esagerando io a pretenderlo? Sì, buongiorno Luigi, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Ti ho ascoltato con grande interesse perché quello che dici è sempre molto, molto giusto. Mi senti? Pronto? Io? Sì, ma all'estero, appunto, chi meglio di te ci può dire cosa sta capitando? Sì, esatto. Dovrebbero darci visto che insomma sono italiano così, anche se vivo lavoro tanto all'estero, comunque
dovrebbero darci il Nobel per la fantasia amministrativa, e so già che se c'è Arturo Calligaro poi in collegamento lo faremo sorridere, ridere. Siamo bravi a creare tutte queste cose che complicano tantissimo, quasi come se non ne avessimo mai abbastanza. Ecco, siamo proprio ebbri come si diceva anche prima per le autoscuole, ecco, piccoli balzelli, piccoli, tutto ciò che serve a complicarci la vita all'italiano piace. Evidentemente è una forma mentis che cioè, rimane nella terra d'Italia, perché per esempio in Francia, anzi, si combatte questo eccessivo virtuosismo, chiamiamolo così, amministrativo. Meno cose fai e meglio vivi, ecco. E noi cioè in Italia si fa il contrario, per cui qualcuno ha ragione, che c'è da arrabbiarsi, qualcuno va via dall'Italia, però la maggior parte convive con questi, si convive ormai con questa situazione, ecco. È vero che leggevo che a fronte di 150.000 italiani che vanno via all'estero, giovani, laureati, anche come dicevi, anche e soprattutto adulti, quelli che hanno la possibilità, superati i 50 anni, hanno tutti la voglia di andare via dall'Italia per andare in un posto dove si vive meglio, vedi Croazia, vedi Grecia, vedi Spagna, Francia, per rimanere diciamo così nel raggio di quei 1000 chilometri, ecco. Una volta si andava in meridione, adesso si va in Portogallo, si va in Germania, anche in Svizzera, in Austria, ecco. Dove perlomeno la vita di tutti i giorni è leggermente meno carica di queste cose qua. Ecco perché comunque, dicevo prima, i numeri sono quelli, 150.000 che se ne vanno ogni anno, ma ne arrivano 450.000 che però non producono nulla, e questa è una questione politica. Non producono nulla di tipo quelli che arrivano con i barconi, quelli che poi si integrano nelle nostre città e si integrano in un modo, come dire, non produttivo. Ecco, non voglio usare L'ingegnere ha dimenticato 2 lettere davanti nella sua frase, l'aiuto a correggerla, non è integrano, non è disintegrano, ha dimenticato il dis, perché questi non integrano, non si integrano, disintegrano la nostra comunità, le nostre aree. Ha perfettamente ragione, bisogna essere obiettivi. Poi certo che c'è giustamente qualcuno che, anzi la maggior parte si disintegra anche come uomini, come donne, perché quando si vedono migliaia, ormai si contano non più sulle dita di una mano, ma sulle dita di gruppi, migliaia di uomini, soprattutto uomini, donne qualcosa riescono a fare per integrarsi, ma comunque uomini che vengono e sono praticamente dei morti viventi, dei cadaveri che girano così perché sono pieni di tutte le meglio porcherie che la tecnologia chimica ha messo a disposizione, perché comunque è tutta roba sintetica quella che così creiamo dei mostri che vagano per le nostre città e fanno un sacco di danni, compresi, e qui si accennava prima, ho ascoltato attentamente, compresi il fatto che influenzano anche ormai dei semi-ex bambini, ragazzi. All'estero si sta parlando proprio di abbassare la data, cioè l'età per essere incriminati già a 13 anni, perché noi siamo uomini adulti, lo sappiamo, Luigi si parla spesso e così. Una ragazzina a 12-13 anni può diventare mamma, un ragazzino a 12-13 anni può diventare papà e quindi può diventare tranquillamente un bombarolo e un delinquente. Allora dovrebbe essere già un ergastolano già a 13 anni. Come la patente l'abbiamo in alcuni stati, voi lo sapete, già a 13 anni si può guidare una macchina così, a 14 anni, ma anche in Italia con tutte le cautele, perché non dare
l'ergastolo a bambine che sotterrano i loro cadaverini, i piccoli fetini, uso dei termini così, dei termini diretti, a giovani donne, oppure peggio ancora a ragazzi che a 12-13 anni accoltellano insegnanti. A me è anche capitato di dover fare quasi a botte quando insegnavo alle scuole superiori, quindi insomma ormai queste cose. Però Luigi, questa è la vita per ora, ecco, poi ma voi state dicendo le cose giuste, tutti quanti, ma anche Arturo che sta ascoltando. Ma ragazzi, ma qui dice che dall'altra si riscontrano le rivendicazioni di una popolazione, scusate, che invecchia ma mantiene un buono stato di salute e capacità di guida. Cioè, sono pure incazzati questi qua, perché invecchiando certa gente sta bene e quindi per l'unico modo per poterli corrompere è quello di fargli fare ogni anno la visita, il controllo, cioè far ripetere. È come se io quando vado all'università divento architetto o ingegnere, no? Poi ogni anno devo andare a fare di nuovo l'università per vedere se sono un ingegnere o no. Una volta che sono architetto fino alla fine. Non è che ogni anno devo rinnovarmi. Porca miseria, ho preso la patente, se va bene, guido le macchine di un certo livello, non vado a fare le gare automobilistiche di Formula 1, però ho la patente fino a niente. Adesso poi ti dice anche i limiti anagrafici con valutazioni più personalizzate, bilanciando in modo più efficace la sicurezza stradale con i diritti degli anziani. Cioè, ragazzi, qui più diventiamo anziani, parlo io, e più hanno bisogno di noi di farci pagare, perché i giovani non ci sono più, non esiste più. Voi siete tre tecnici molto importanti. Secondo voi che vada avanti così politicamente? Arturo, la risposta politica qua, qual è? Manca qualche minuto, andiamo avanti sperando che poi riusciamo a trovare De Maria perché ha delle cose interessanti da dirci. Secondo te, Arturo, dai una risposta politica, perché poi nella seconda parte c'ho altre 2 o 3 domande da fare e sentire voi, vai. Allora, io dico e sostengo, e lo sosteniamo, ma è da anni insieme a Diego e insieme a Claudio, che il difetto sta nel manico, perché noi non siamo uno Stato moderno, viviamo ancora all'epoca dello Stato borbonico, quindi abbiamo la mentalità utimbra. Tu per fare qualcosa devi essere autorizzato. Nei paesi civili, chiamiamoli così, tu puoi fare tutto meno quello che è vietato. In Italia si passa dal concetto che tutto è vietato meno quello che è consentito, e nel fatto che lo Stato debba controllare tutte le tue attività e debba dare il suo parere, mette in piedi un apparato burocratico che costa. E allora noi siamo il paese del bollo sulla ricevuta, del bollo sulla domanda, perché questo bollo, no, che una volta erano cifre irrisorie, invece adesso un bollo è 16 euro, quindi tu devi già fare la richiesta di un qualsiasi certificato, sono 16 euro nella domanda e 16 euro nella risposta, che sono 32 euro, che corrispondono a 64.000 delle vecchie lirette. E questo però mette in piedi tutto un apparato di autorizzazioni. Il problema della patente e del rinnovo della patente non è tanto per la sicurezza. In Italia mettiamo gli autovelox, i semafori, tutto con la finalità della sicurezza, ma poi in definitiva serve solo a fare cassa. Quello della patente ogni anno per gli ultra 65 anni, in alcune condizioni, non in tutti i casi, perché dobbiamo dirlo, e per determinati casi, è quello proprio di un ulteriore tasso, un ulteriore balzello. La patente come il porto d'armi. Voi provate a rinnovare un porto d'armi, no, in Italia, che in altri paesi vanno a vedere la tua fedina penale col computer e te lo rilasciano subito. Sapete il rinnovo di un porto d'armi quanto ci impieghi ad averlo? 14 mesi.
Il porto d'armi dura 5 anni, quindi tu hai un porto d'armi che ha 14 mesi in meno. E poi con delle spese, perché un rinnovo di un porto d'armi devi andare alla visita del tuo medico per certificare la tua idoneità, alla visita del medico legale devi andare a portare tutto ai carabinieri. Arturo, hai una cosa... Arturo, ti fermo un secondo. Io, dopo questa pausa che adesso facciamo, ho un paio di cose storiche che mi hai riacceso, quindi c'ho un paio di cose da dire sul discorso dei rinnovi della patente per le persone anziane che hanno la patente magari da 40 anni, 50 anni. Ne parliamo dopo la pausa. Sì, guardate che dopo la pausa c'è già il nostro amico che ci aspetta, lo facciamo parlare anche lui, ragazzi. A voi studio, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Rieccoci Luigi, a te la linea. Grazie, allora penso di aver capito che ci sia in linea Ubaldo. Ubaldo, ci sei? No, Ubaldo non c'è, le linee sono tutte occupate per ora. Perché mi è arrivata una linea, vabbè, niente. Allora ragazzi, iniziamo pure la seconda parte, tenete presente che ogni tanto provate a vedere se Ubaldo è in linea perché ci doveva parlare, perché ieri ci siamo trovati apposta prima di metterci d'accordo e quindi la cosa è molto seria, non vorrei mancargli di rispetto. Allora, voi state dicendo le cose che noi automobilisti come dobbiamo comportarci secondo il vostro punto di vista tecnico, classico e politico? Arturo diceva una cosa, tu Claudio che sei presidente dell'Automobile Club Padania, cioè una delle più grandi d'Italia, ma queste novità che avvengono fuori sul codice della strada, che come sapete è la nostra base di accordo con questa radio da trattare, che risposte diamo sempre su questo nuovo codice della strada? Io ve lo dico così da 0-0, però ragazzi, quando vengono da noi a reclamare, Arturo, è ora che glielo spieghi bene, ma vengono anche un po' incazzati o no? Cosa ne dite? E Claudio, diglielo pure ad Arturo poi ti risponderà e Diego ci dirà poi come la pensano anche all'estero. A voi la parola, vai. Guarda, Luigi, ti deve parlare un attimo il regista, ha capito qual è il problemino che c'è, te lo spiega adesso mentre sto parlando io. Quindi ti spiega adesso, così capisci tutte le cose, ma è vero, non avevo capito, non l'avevo pensata sta cosa. E riguardo al discorso di questa nuova porcata che fanno diventare legge, dei vari rinnovi della patente per alcune categorie che hanno allora 20 anni fa, non ieri, 20 anni fa, forse 25, io personalmente presi alcuni senatori e onorevoli che mi ascoltavano, non guardavo tanto, sì, avevo ovviamente la mia simpatia, ma conoscevo Cesarino Monti, parlavo con Perruzzotti, parlavo con un sacco di persone perché non dicevo cose banali e cose stupide, facevo un po' il megafono dell'associazione e a sei signori una volta dissi: ragazzi, io ho decine di segnalazioni in associazione di persone che
devono fare il rinnovo della patente pilotato da una commissione sanitaria, e questa commissione sanitaria, a parte che devi andarla a rincorrere, devi andare dove dicono loro, quindi hai un problema, devi andare nel loro ufficio, vabbè, non vengono loro a vedere che, no, devi andarci tu. Questi fanno al tavolo rotondo e decidono che tu hai il rinnovo della patente dopo 3 anni, va bene, o dopo 5 anni, o dopo 1 anno. Sì, ma ogni volta il rinnovo della patente ti costa come quello che lo paga, che lo pagava ogni 10 anni. Quindi io che ho il rinnovo ogni anno devo pagare 10 volte di più di uno che ha il rinnovo ogni 10 anni. Ma questa qua è una presa in giro. E sta roba qua io ci ho fatto una guerra, non una battaglia, una guerra che è andata in niente, perché lo Stato guadagna, il governo guadagna, quindi non rompere le balle. Questo mi dicevano. Non contano i 4 pensionati a cui diciamo di fare il rinnovo della patente a 60 euro una volta l'anno. Conta e basta, perché questi pagano perché ce n'hanno bisogno. E questa roba è una parte delle cose che devono finire. Mi impone un controllo all'anno, vengo, lo paghi tu però, sei tu che me l'hai chiesto, non lo pago io perché me l'hai imposto. E questa roba io non l'ho mai digerita, nemmeno i soci. Non l'hanno mai vista di buon occhio, perché vedono sempre lo Stato contro e mai in aiuto, sempre contro e sempre a pagamento, sempre con le mani nel mio portafoglio. Questa roba è una follia. Io in alcuni stati dove mi sto spostando con la patente, dove mi sposterò appena starò meglio, vi faccio un altro esempio. Io sono durante il mio lavoro, sto facendo dei controlli in un'azienda. Pare, perché ancora la mia memoria non è arrivata a ricordarsi questo, ma ci arriverà, pare che io sia caduto da 4 metri circa di testa su un basamento in cemento. Ok? Ho perso conoscenza, sono andato in coma e me ne sono andato. Io oggi sono io, personale, che dico non me la sento ancora di guidare perché sono al 70-80% delle mie capacità, ma la vista non è perfetta, quando mi stanco mi cala la vista e guida la mia compagna, guida mia moglie, cioè non guido io. Ma non c'è una commissione in ospedale che mi ha tolto la patente e mi ha detto tu per 1 anno non guidi. Sono io che ho buon senso che dico faccio questo. Sono io che voglio essere sicuro e essere sicuro per gli altri che neanche lo sanno, perché quello che è in un'altra macchina mica lo sa cosa ho passato. Però io sì, e io sono una persona che rispetto me stesso, rispetto anche gli altri, rispetto anche sto schifo di codice della strada che stanno facendo adesso, perché è una porcata solo per far soldi. E questo è una schifezza. In alcuni stati dove sto andando, il rinnovo della patente è eterno. Quando hai fatto la patente a vita non ti scade più. Perché? Non ti chiedono più soldi, ce l'hai, punto. E se te la tolgono ti fanno un culo così, certo, se ti meriti che te lo tolgono perché hai fatto delle infrazioni gravi. Ma se no, tu la patente l'hai fatta, gli esami li fatti, la patente te la metti in tasca e tu guidi tutta la vita senza problemi. Perché in Italia invece devi sempre pagare l'obolo a sti marcioni qua? È questo Claudio, che non riusciamo... Claudio, scusami un secondo perché è veloce il tempo. Allora, un attimino che saluto Diego perché abbiamo in collegamento Ubaldo e sta aspettando e purtroppo sai non abbiamo tante opportunità come radio di disponibilità per essere tutti quanti contemporaneamente legati. Quindi intanto io ringrazio, tu stai in linea perché sei quello che poi dovrai darmi domani in chiusura. Allora Diego, intanto io ti ringrazio, ti chiedo scusa, ti do buona Pasqua e ci sentiamo dopo e la prossima settimana avrai più spazio per poterci spiegare come vanno e come stanno andando le cose, così diamo la parola a Ubaldo. Diego, buona Pasqua da parte mia e tu puoi fare altrettanto con gli ascoltatori perché ti dico la verità, ti vogliono molto 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 bene perché come persona italiana parli degli stranieri in maniera proprio perfetta. Vai Diego, grazie. Io ringrazio te Luigi, ringrazio la radio e gli altri ospiti, do volentieri la parola a Ubaldo perché è una persona molto valida e merita tutta la stima che tu e gli altri gli riponete. Approfitto per fare i migliori auguri di buona Pasqua a tutti quanti e mi raccomando a tutti quanti, ecco, questo per dare una piccola risposta, guidate non con prudenza ma con massima prudenza,
attenzione che queste belle giornate non diventino delle tragedie. Un saluto caloroso a tutti e a presto. Grazie, ci sentiamo sabato prossimo. Allora Ubaldo, visto che ti ho fatto perdere un po' di tempo, ma non siamo riusciti a collegarci nel momento che era magari opportuno, ci sei Ubaldo, grazie, buona Pasqua anticipata, dimmi pure tutto quello che mi dovevi dire, visto che ieri poi non siamo riusciti a parlare molto. Ciao Ubaldo. Ciao Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiedo scusa per il ritardo, ma c'è stato un qui pro quo con i telefoni. Allora, cosa vi devo raccontare? Vabbè, due considerazioni sull'Automoto Touring Show. Ho parlato con un sacco di amici che sono andati a vederlo, devo essere sincero, io purtroppo non ho avuto possibilità. Allora, effettivamente si può dire che hanno ricalcato il nome dell'evento, cioè il Touring Show. A livello di show, proprio come formula, effettivamente quest'anno ci sono stati, a parte oltre al circuito dove si sono espressi alcuni dei migliori piloti di drift, tra i quali mi hanno raccontato che c'era addirittura una ragazzina di 13 anni, un ragazzino di 15 anni che hanno dato spettacolo con delle evoluzioni di drift particolarmente, veramente bravi e soprattutto precisi, e quindi è stato veramente un grosso spettacolo. E oltre a quello lo spettacolo del freestyle con le moto da cross, addirittura con le BMX, insomma, come show è stato veramente un bello spettacolo. Purtroppo come quello che interessa di più ai vecchietti come noi, per quanto riguarda l'esposizione delle vetture d'epoca, non c'era molto da vedere. Ce n'erano, ma non in maniera come eravamo abituati col vecchio, purtroppo col nostro vecchio salone che c'era prima, quello che è stato spostato a Parma, diciamola così. Vi do alcune notizie, passo a darvi alcune notizie. Allora, sabato e domenica prossima ci sarà il 9° rally dei Vigneti Monferrini e il 3° rally Vigneti Monferrini storico. Diciamo così che si svolgeranno questi due rally, lo stesso rally, nei comuni di Canelli, San Marzano Oliveto e Loazzolo, con le prove speciali molto interessanti e spettacolo di sicuro per gli appassionati di ottima fattura. Poi stesso giorno, domenica 19 a Vigone dalle 9 alle 17, organizzato dall'associazione Cuore Carburatore, ci sarà una mostra scambio e mercatino vintage, e in questa occasione è stato invitato anche il gruppo del Tuan per diciamo così una vetrina di Lancia Delta, giusto per attirare un po' di più gli appassionati. Altra notizia che devo ancora darvi, sempre domenica, in occasione della primavera a Cournier, ci saranno varie zone con varie manifestazioni, c'è una mostra di floricoltura, di fotografia, di arte e creatività, addirittura di mongolfiere, e organizzato da Noi Amici delle Vecchie Ruote, che è un'associazione che fa degli ottimi raduni di auto storiche del Canavese. Ci sarà un raduno di auto storiche appunto a Cournier. Purtroppo io non ci sarò, almeno a nessuno di questi eventi fino a domenica non potrò esserci, perché la prossima settimana così vado a fare delle cure termali, per cui non sarò disponibile. Con questo già vi anticipo appunto che il sabato prossimo non sarò con voi. Detto ciò, cosa posso ancora aggiungere?
auguro a tutti gli ascoltatori una buona Pasqua e soprattutto una buona Pasquetta, perché almeno il tempo sembra che ci aiuti e quindi non mancheranno, secondo me, le grigliate all'aria aperta. Ci sentiamo Luigi? prossimamente. Ci sentiamo prossimamente. Tanto fai parte della famiglia, quando hai tempo vieni, parliamo e discutiamo. Io ti ringrazio, Certo. ti do anch'io auguri Santa Pasqua e poi ci vediamo come al solito, sai già dove, eh? Grazie, Ubaldo. Ok. Auguri a tutti gli ascoltatori, auguroni di vero cuore. Ciao a tutti, ciao Luigi. Ciao, buona Ciao. Pasqua. Allora, Claudio, scusa, ma gli ospiti, i nostri collaboratori, lo sai, ormai fai parte tu e dobbiamo lasciarli parlare. Arturo, adesso tra te e Claudio andate avanti fino alla fine, potete divertirvi, però una domandina ancora stupida che mi viene fuori, ma cosa sono questi segnali? Perché voi sapete di cosa vi chiedo, ma cosa vuol dire segnali stradali verdi che debuttano nel Regno Unito, oppure quel cartello stradale col rombo bianco su sfondo blu in arrivo? Voi due che siete esperti e siete responsabili a livello nazionale e internazionale, che ne dite di queste cose che vengono a chiedere a me, ragazzi? Io le chiedo a voi perché vengono da me lì a non in ufficio e chiedono queste cose. Non è per cambiare discorso, poi facciamo gli auguri di Pasqua, però questi due punti qui, secondo voi due che siete esperti, che risposte date a chi ci ascolta? E ce ne sono tanti che ci ascoltano. Vai Arturo, vai Claudio, uno dei due, arrangiatevi, tocca a voi, vai. Ma io su queste notizie andrei ad un approfondimento. Allora, ovviamente la logica, il buon senso dice che con le nuove tecnologie che si sono sviluppate occorre anche una comunicazione per l'utente, come quando uno va in nave, una volta c'era il sestante, poi ci sono stati i radar, le mappe, adesso ci sono i GPS, quindi la comunicazione tra la tecnologia che ti fornisce un servizio e l'utente deve essere sempre in qualche modo data perché possa svolgersi con la maggior sicurezza. È ovvio che questi cartelli stradali che noi conosciamo sono stati realizzati su un codice che sì è stato modificato diverse volte, ma risale agli anni 50 questo codice della strada con questi segnali. Nel corso degli anni molti segnali si sono modificati con l'ingresso in questa Europa, nel mercato comune europeo e in questa Europa che ha dato delle direttive. Vi ricordate il vecchio stop italiano e il nuovo stop attuale che è stato recepito dalle legislazioni di altri paesi? Le stesse targhe che devono essere oramai omologate, dove l'Italia, vi ricordo, è stata la prima a togliere le province, proprio perché in Italia c'era un partito che si chiamava Lega, quindi bisognava in qualche modo dare un colpo a tutto quello che era un radicamento territoriale. Io gli do chiave di lettura. Mentre paesi come la Germania, la Francia e altri paesi, solamente adesso si inizia a vedere la nuova tipologia delle targhe in quei paesi, dopo che l'Italia è 30 anni che ce l'ha. Ma detto questo, questi nuovi segnali che andranno codificati anche nel nostro codice delle strade per diverse e per nuove fattispecie che si verificano proprio perché le autovetture sono cambiate, la tipologia è diversa, la tecnologia è diversa e quindi li esamineremo quando il problema diventerà importante e che tutta Europa dovrà adeguarsi a queste nuove indicazioni. Per cui per adesso prendiamolo come informativa e diamo l'informazione agli utenti che molto probabilmente ci saranno dei nuovi segnali stradali. Poi quello che vogliono dire e l'importanza che questi anni hanno lo spiegheremo magari nel dettaglio
in trasmissioni in prossimità dell'adozione di un'ulteriore modifica al codice della strada. Io non so, Claudio, se tu vuoi aggiungere qualcosa in questo contesto, perché mi sembra che sì, sia importante informare i cittadini, per cui si mettono, non dico in allarme, in attenzione per informarsi ulteriormente. Sapranno che ci sarà una modifica e quindi incomincia a circolare questa informazione, Claudio. Diciamo che sto cercando di essere diplomatico, perché purtroppo è una cosa che mi è successa con l'incidente, che ho perso un po' un freno, che era quello che mi fermava da mandare a quel paese le persone quando fanno le cavolate, no? In questo caso penso che il dizionario mi abbia dato un gran vantaggio. Posso dire a una persona esattamente cosa penso e posso dire è colpa della malattia, è colpa della botta che ho preso, non arrabbiarti con me, ma se ti mando non è proprio colpa mia, è la malattia, il danno che mi crea questo problema. No, in questo caso l'abbiamo copiato, scopiazzato dalle varie codici, dalla Francia in questo caso, semplicemente segnala le corsie dove ci sono le auto che hanno più di 2 persone. Non ci sono multe per ora, non ci saranno multe in questo momento, ma andranno a segnalare le corsie dedicate a chi guida la macchina con uno di fianco. E tutti starete pensando, ma andatevene a... Fantastico, no? Sì, a questo servirebbe in teoria questo cartello. Purtroppo in Europa abbiamo gente che viaggia con l'autista, quindi i codici della strada di veramente usare l'automobile, guidare, avere la patente, avere queste cose qui non gliene frega nulla, perché hanno chi guida al posto loro, chi li porta in giro, in barba a qualsiasi regola di velocità, tanto loro accendono la sirena blu, viaggiano lo stesso. Queste ostiate qua, queste cose, diciamo, le passano poi al governo sottostante, quindi quelli italiani, gli dicono da domani bisogna fare come vi abbiamo scritto, fate la legge italiana su copia di questa nostra idea europea. Il problema è che qua, porca miseria, le prendono copia a copia, le traducono dall'inglese all'italiano e le applicano. E noi non diciamo niente. E questa è la cosa che mi fa più paura. Noi non diciamo niente. Vi faccio un esempio pratico. Noi abbiamo il gasolio a 2,15 euro, 2,40 euro l'hanno visto anche in autostrada. Adesso vogliono togliere 25 centesimi. Questi hanno già detto che li hanno riassorbito con i nuovi aumenti. Quindi loro guadagneranno 25 centesimi. Noi lo pagheremo sempre 1,20 euro, 1,30 euro, sempre in salita. In Bulgaria, dove io andrò a breve, anche per sistemare alcune cose mie del mio incidente, il gasolio era 1,20 euro, ok, era 2 leva e 40, 2 leva e 30, che era la vecchia moneta. Da gennaio sono entrati nell'euro. Bene, l'euro e 20 è diventato 1,30 euro, adesso ce l'hanno a 1,40 euro e sono incazzati neri. C'hanno il gasolio a 1,40 euro, non a 2,15 euro o 2,40 euro. Noi glielo lasciamo fare. E questa è la mia rabbia, la mia delusione, la mia frustrazione è che noi gli lasciamo fare tutto, ci lamentiamo e poi andiamo a fare, magari usiamo la barzelletta, ma tanto io faccio sempre 10 euro, io faccio sempre 10 euro, chi se ne frega se lo aumentano, no? Sì, ma prima con quei 10 euro facevi 200 km, 300 km, adesso ne fai 50 e sei contento lo stesso. In più c'è tutta la follia delle auto elettriche, il grande danno che hanno fatto in Europa che hanno distrutto l'automotive con il discorso delle auto elettriche, hanno fatto le normative che hanno ucciso tutte le case automobilistiche e noi stiamo ancora qua a lamentarci, a guardare, a comprare l'auto che ci dicono di comprare. Siamo malati noi e gli lasciamo fare. Questo è il problema più grosso. Arturo, che ne pensi? In effetti è proprio come dici tu. Purtroppo abbiamo una legislazione che vede gli stati supini alle grosse multinazionali. Allora, vediamo in Italia,
lo Stato, io parlo come apparato, non come classe politica, e supina i poteri forti. Quindi tu vedi le privatizzazioni che hanno seguito delle indicazioni che non hanno nulla a che fare con la democrazia, perché nessuno ha chiesto ai cittadini di vendere, ad esempio, Eni, il pacchetto azionario di Eni, quando abbiamo avuto personaggi come Mattei che hanno fatto della nazionalizzazione l'elemento forte di controllo e di contrasto alle nuove sorelle che volevano dominare il mercato. L'Italia in questo è stata fortunata perché ha creato appunto l'Agip, l'Eni, questa società che è riuscita a inserirsi all'interno dei big del petrolio. Però era gestita dallo Stato. Quando qualcuno ha pensato sul Britannia di vendere tutte le ricchezze italiane, ha venduto anche quelle strategiche, quello che non hanno fatto i francesi, perché i francesi sono stati molto più furbi. Noi parliamo di privatizzazioni, l'Europa vuole che privatizziamo, ma la Francia è la dimostrazione che questo si può contestare e contrastare. Non avendo il controllo dello Stato su queste grosse società, o avendo sì la Gold Action, la Gold Power, l'azione che può garantirti il controllo della società, ma questi controlli della società avvengono quando le decisioni sono già state prese nei consigli di amministrazione. E se noi trasformiamo una società che doveva essere di sviluppo per il paese, la diamo in mano ai privati che come unica logica hanno quella del profitto, è ovvio che si verificano questi stati. Con l'Europa abbiamo liberalizzato il mercato dei carburanti. Vi ricordate, una volta prima di aumentare la benzina doveva esserci un provvedimento del Parlamento, per cui come funzionava in quel momento lì? Che la politica decideva sugli aumenti. Adesso no, con le privatizzazioni abbiamo snellito tutto, vedrete, si guadagnerà come lavorando un giorno di più e si lavorerà un giorno di meno, no? Tutte queste favole che ci hanno raccontato ci hanno portato a questa realtà, no? Adesso è difficile. Arturo, sì. Tu sei bravo, sei molto diplomatico, ma io, per ricordarlo ai nostri amici, che magari qualcuno fa finta di non ricordare o lo ha rimosso, come era successo a me per tanto tempo, per non avere un infarto o altra rabbia inutile, stiamo parlando in un caso del signor Romano Prodi, che qualcuno osanna anche oggi, ancora oggi. Romano Prodi disse una delle due famose frasi, e l'altro fu, quindi capo del governo anche lui, e l'altro fu un altro capo del governo assurdo e indecente, ma te lo lascio nominare a te, che ci vendette sul Britannia. Entrò su quella nave dicendo: siamo in vendita, siamo in saldo, comprateci. E ha venduto tutto, telefonia, informazione, energia, tutto ha venduto questo personaggio. Mi stavo uscendo un'altra parola, sempre con la P, questo personaggio, e ancora oggi lo osannate come grande banchiere, esempio di tante cose. Io gli esempi li darei sempre a due mani finché diventano dispari, cioè a persone così. Però purtroppo questi sono i politici che abbiamo mandato su e non gli abbiamo detto nulla. Questi vanno nei ristoranti, mangiano a 1.000 euro a pranzo magari, e pagati da noi, e non diciamo nulla. Vuoi farlo tu l'altro nome del personaggio illustre? È mancato, quindi rispetto per i morti, ma Ciampi, ma ce n'è un altro che è quello che ha messo le mani in tasca agli italiani in una notte, che adesso si ripresenta come potenziale presidente della Repubblica nonostante l'età. Leggevo la notizia l'altro giorno che è l'ipotesi di uno dei papabili alla presidenza della Repubblica qualora le elezioni le vincesse la sinistra, no? Quindi questi personaggi che vengono ripresi sono quelli che in qualche modo hanno portato l'Italia a questo livello, no? E continuano a essere osannati da una parte politica, mentre appunto
l'Italia non ha il coraggio di prendere una svolta liberale, togliersi tutta la burocrazia, togliersi e fare come ha fatto Milei. L'esempio è Milei in Argentina. L'Argentina era in una situazione magari peggiore di quella italiana, non era come quella italiana, ma cosa ha fatto? Ha ridotto la burocrazia, ha abbracciato le leggi di mercato, ha tolto tutti gli orpelli all'economia e adesso l'economia argentina va bene, viaggia, è competitiva, proprio perché hai tolto dalle sue spalle tutto il carrozzone di questi personaggi, di questa burocrazia e di quant'altro. In Italia però non c'è coraggio, la gente ha paura del fascismo, no? Cioè, noi apriamo il frigorifero e abbiamo paura del fascismo, no? Quindi in Italia purtroppo la gente non è ancora consapevole che solamente una svolta forte porterà anche ad avere un'economia competitiva, che vuol dire più benessere, perché dove l'economia è competitiva, e lo vediamo nei paesi nel mondo, c'è più benessere. Quindi ritornando al nostro tema dei prezzi della benzina, noi dobbiamo, oltre che con l'automobile, tenere in piedi uno Stato, penalizzare la nostra industria automobilistica, perché dobbiamo abbracciare le scelte di quelli che dicevi tu, sono in Europa e girano con l'auto blu, quindi non sanno quanto costa un'auto elettrica, non sanno cosa vuol dire gestire un'auto elettrica, ma sono solo scelte ideologiche. Fin quando appunto non riusciremo a convincere la gente su questi temi, è chiaro che è difficile proporre nell'immediato una soluzione per l'aumento ed è demagogia da una parte sostenere sì, sono palliativi, come si dice in piemontese, bitem papin insieme a una gamba d'os, traduco, mettere un pannicello caldo sopra una gamba di legno, ecco, per trovare il giovamento. Date gli auguri ragazzi, che siamo in chiusura. Sì. So che la prossima settimana tratteremo molto profondamente gli argomenti che le persone vi vogliono ascoltare. Diamo gli auguri alla radio, ragazzi. Io auguro una Santa Pasqua a tutti voi, agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e ci sentiamo alla settimana prossima. Buona giornata e buona Pasqua a tutti. Una buona Pasqua a tutti voi e ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui su Radio Libertà. Grazie, anch'io saluto tanto e ringrazio Francesco, che è stato meraviglioso, mi ha tenuto in contatto tutta la trasmissione, avete ascoltato i nostri ascoltatori, prossimamente ancora. Credo che continueremo, perché questa è Radio Libertà, è la radio che dà la possibilità di esprimere a chiunque il proprio pensiero. Quindi chi vuole mettersi in contatto con la nostra associazione, cioè l'Ufficio Rapporti Sociali, sappia che ci troviamo a None, in via Volvera 3, deve fare 328 07 15 232 e ci trova il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Il nostro motto, che dà la possibilità di sopravvivere, almeno noi crediamo, è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti, buona Pasqua, grazie ancora a Francesco e alla Radio Libertà. A voi studio, ci sentiamo sabato prossimo. Auguri.